L'ufficialità alla notizia verrà data solamente venerdì, quando ad annunciare il passaggio dell'ex senatore Giampaolo Vallardi dalla Lega Forza Italia sarà il coordinatore regionale degli Azzurri Flavio Tosi. Fino a quel momento bocche cucite, anche se il cambio di casacca è ormai cosa fatta. Vallardi, leghista storico della Marca Orientale, da amministratore a parlamentare, e questo rende naturalmente molto più significativo il suo addio al partito di Matteo Salvini. Questione di poltrone, sintetizza Cristian Schiavon, capogruppo del Carroccio ai 300. Io è da qualche tempo che dico, ma anche il romanticismo politico oramai, no? Si passa da una cosa a un'altra, le motivazioni personali io non le conosco, i rapporti interpersonali tra Tosi, Vallardi o chi che sia io non li conosco, però se si promette la caramella al miele all'orso è difficile che l'orso dica non mangio la caramella, no? Quindi mi dispiace perché non c'è affezione politica. La campagna acquisti da parte di Forza Italia, dopo quella massiccia di Fratelli d'Italia, è in corso, e lo conferma il fatto che per uno che va, un altro debba smentire e confermare che resta. È il caso del vicepresidente del Consiglio regionale Veneto, Nicola Finco, anche lui in odore di passare al partito di Antonio Tajani. Io smentisco categoricamente queste dichiarazioni, queste notizie che sono uscite negli ultimi giorni sulla stampa, in quanto sono leghista da 22 anni e sono cresciuto all'interno di questo movimento e non ho alcuna intenzione di cambiare partito o cambiare collocazione politica. Dispiace solo che spesso e volentieri il mio nome venga usato proprio per screditarmi con false notizie di stampa, proprio che mi vedrebbero passare da un partito all'altro. Sicuramente do fastidio a qualcuno, in quanto io sono sempre stata una persona, prima di tutto, che è stata eletta con i voti di cittadini. Vivo il territorio, quindi sono costantemente a contatto con cittadini e anche con le varie realtà, e sono una persona con la schiena dritta e che sicuramente non sta zitta quando vede che qualcosa non funziona. Quelli che circolano sono tuttavia i nomi degli scontenti in Lega, e nella giunta di Palazzo Balbi ce n'è più d'uno, da Federico Canera, Giampaolo Bottacin fino a Roberto Marcato, che il suo disagio l'ha palesato apertamente e che ai nostri microfoni a inizio luglio diceva: sono in una fase di riflessione profonda, e per il momento credo anche nel rispetto poi delle istituzioni. Questa pausa riflessiva continua. Fino a settembre non parlo, ci aveva detto, e dunque i tempi potrebbero essere maturi per una decisione. D'altro canto, il caso Vallardi lo dimostra: una lunga militanza non significa per forza che l'amore debba durare per sempre.